L'aumento dei casi in Africa preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al TG1 la testimonianza di un infermiere italiano che ha combattuto anche contro l'Ebola. Vediamo il servizio di Marco Clementi. Immagini di Riccardo 2 anni fa nella Sierra Leone sopravvissuta all'Ebola. Era qui per consegnare ambulanze e ci è rimasto pur sapendo che il Covid sarebbe arrivato anche lì, tanto che lo ha contagiato. Mi hanno trasportato a quello che era l'unico centro di trattamento per coronavirus al tempo, nell'ospedale militare con 30 posti letto. Sono stato lì 2 settimane, sono stato dimesso domenica dopo aver fatto 2 test negativi in 2 giorni consecutivi. Il coronavirus in un paese dove perfino l'ambulanza fa paura, un simbolo di morte perché portava via i malati o i morti di Ebola. Appena dimesso sono tornato al lavoro e continuiamo a gestire un sistema di ambulanze che trasporta in ospedale più di 2000 pazienti al mese in un paese in cui la difficoltà di accedere alle cure resta una delle problematiche più importanti e che causa il maggior numero di vittime. Oltre 33.000 contagi, più di 1.400 morti in tutta l'Africa, ma tanti potrebbero essere i morti e i malati invisibili. Refa è un'infermiera di Nairobi, lavora per Amref a Kibera, la più grande baraccopoli d'Africa. Lotto contro il Covid tutti i giorni, spiego alla gente come lavarsi le mani, come mantenere le distanze, che qui sembra impossibile, come usare le mascherine che non si trovano. Refa rischia tutti i giorni, Riccardo ce l'ha fatta, come entrare all'inferno e poi venirne fuori. Serrande dei negozi alzate.